Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Grandine su Catania e temporali anche di forte intensità su tutta la Sicilia. Maltempo in progressivo esaurimento, ma sabato arriverà una nuova perturbazione. Professore ordinario dell'Università di Palermo, accusato di sessismo e molestie verbali alle specializzande di medicina. Lettera del rettore alla procura, in corso un'indagine interna. Quasi 500 telefonate al giorno alle donne per chiedere aiuto anche in Sicilia. Il 1522 registra una crescita esponenziale di chiamate dopo il femminicidio di Giulia. All'Ars confronto tra deputate, professionisti e operatori sociali. A Belpasso la prima fabbrica robotizzata di conci per l'alta velocità ferroviaria Palermo-Catania. Messina la seconda sorgerà a Enna. All'inaugurazione anche Pietro Salini, l'amministratore delegato di WeBuild, incaricato della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Nuova e inedita testimonianza sull'assassinio del giudice Livatino. Ai nostri microfoni due agenti che per primi hanno trovato il corpo del giudice crivellato di colpi. Calcio, domenica trasferta a Giuliano per il Catania, 10 punti in 4 partite campani, sono una delle squadre più in forma del momento in Serie C. Ancora bentrovati, benvenuti in questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con il maltempo. Chicchi di grandine, pioggia e vento su Catania e temporali a macchie di leopardo su tutta la regione. Il maltempo in Sicilia comunque non ha causato particolari danni ed è in progressivo esaurimento. Ce ne parla Roberta Lunghi. Una forte grandinata pomeridiana durata poche decine di minuti su Catania è stata il fenomeno più rilevante della breve ondata di maltempo abbattutasi anche sulla Sicilia orientale. Su Catania la pioggia è poi proseguita per alcune ore, ma non si sono segnalati particolari disagi se non alcuni rallentamenti stradali. Pioggia anche a Messina e a partire dal pomeriggio a Siracusa. Il maltempo ha imperversato nella fascia tra Giardini e Itala, dove sono stati diversi i comuni in cui sono state chiuse le scuole. Le precipitazioni hanno causato particolari disagi a Palermo. Molte strade del capoluogo, a causa della forte pioggia, si sono allagate, provocando disagi agli automobilisti bloccati nelle auto in via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e soprattutto nelle borgate di Mondello e Partanna. I pompieri sono stati impegnati anche per diversi interventi di distacco di intonaco e infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni, allagamenti anche in provincia, in particolare a Ficarazzi e Villabate. Il fenomeno meteo avverso è in esaurimento fino alla conclusione durante la notte. Un temporaneo miglioramento generale previsto per la giornata di domani, pausa di breve durata, perché per sabato è attesa una nuova fase di instabilità caratterizzata da forte vento. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via San Polo all'angolo con via Baccarini a Palermo, dove a causa della pioggia intensa della scorsa notte si è aperta una voragine in strada. Sono intervenuti ovviamente i soccorsi per mettere in sicurezza il tratto di strada. E disagi sull'autostrada A18 Catania-Messina, è coinvolto un tir e un SUV, state vedendo le immagini. Il rimorchio del mezzo pesante ha bloccato la carreggiata in direzione Messina, traffico paralizzato per diverse ore all'altezza di Giarre, dove il CAS ha disposto l'uscita obbligatoria. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Un professore dell'Ateneo di Palermo, della facoltà di medicina, accusato di sessismo. Una lettera anonima ha denunciato gli episodi, frasi e apprezzamenti su alcune specializzande. Il rettore dell'università allerta la procura. Ce ne parla Desiree Ferlito. Un professore di medicina dell'Università di Palermo finisce sotto accusa per gravi episodi di sessismo. A innescare la bufera una lettera anonima recapitata dal rettore Marcello Midiri, che ha subito informato la procura che valuterà se esistono gli estremi per aprire un fascicolo. La missiva denuncia episodi gravissimi, riporta nome e cognome del professore che avrebbe rivolto molestie verbali ad alcune specializzande di chirurgia generale del Policlinico. Commenti volgari sull'abbigliamento, frasi scurrili e impronunciabili che sono al vaglio dei vertici dell'Ateneo. Diversi gli episodi descritti. Uno si sarebbe verificato davanti ad altri specializzandi con una dottoressa accusata dal professore di atteggiamenti ambigui.
Midiri ha già chiesto al direttore della scuola di sentire tutti gli specializzandi e di inviare una relazione scritta per far luce sulla vicenda. I contenuti della lettera circolano da alcune settimane e l'atteggiamento del professore sarebbe stato derubricato dagli studenti come uno scherzo. Non è la prima volta che l'Ateneo di Palermo finisce nella bufera per episodi di sessismo. Era già accaduto alla facoltà di economia. L'anno scorso un dottorando aveva inoltrato su una chat la classifica delle colleghe, basandosi su parti anatomiche, prestazioni sessuali e bellezza fisica. Ora, a meno di un anno, un nuovo presunto caso di molestie che getta nuove ombre sull'Ateneo palermitano. Quasi 500 telefonate al giorno per chiedere aiuto. Il 1522, numero nazionale antiviolenza, registra una crescita esponenziale di chiamate dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Il servizio. Mi picchia. Mi insulta. Dietro tutte queste frasi la paura, ma quando arrivano alle operatrici del 1522 sono anche frasi che sottendono alla speranza, alla voglia di spezzare la catena, alla fiducia di poter evitare l'irreparabile. Il 1522 è attivo 24 ore su 24 e in questi giorni è letteralmente inondato da chiamate. Un altro palpabile segnale dell'effetto che il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin ha generato. Stiamo ricevendo anche 400-500 chiamate al giorno. A chiamare sono donne giovani, genitori che dall'omicidio di Giulia hanno alzato il livello dell'attenzione e di preoccupazione su questo fenomeno. Siamo passati quindi dalle 200 telefonate quotidiane di media a un picco che di solito raggiungiamo in questa settimana, che è la settimana contro la violenza alle donne. Dalla chiamata al numero nazionale poi le operatrici dirottano subito al centro antiviolenza accreditato sulla regione. È qui che la telefonata si trasforma in possibilità di incontro, di aiuto concreto. Anche in Sicilia le richieste dirottate dal 1522 sono tante e tutte segnate dal medesimo sentire. È palpabile la sensazione di devastazione che i ragazzi stanno provando, soprattutto dopo quello che è successo a Giulia. Manifestano dolore, paura. Nel nome di Giulia, tante si rivolgono al 1522 trovando donne che si occupano delle donne, quasi eroine, viste dagli occhi dei bambini. Ma sono donne reali, sono fantastiche, ci ascoltano e parliamo insieme. La notte faccio di nuovo sonni belli. E proprio su questo tema a Palazzo dei Normanni oggi si sono confrontati professionisti, politici e operatori sociali per contrastare il fenomeno dilagante dei femminicidi. L'incontro è stato organizzato dalla Commissione Biblioteca dell'Ars. Il servizio. Contrastare il dilagante fenomeno dei femminicidi dotando i centri antiviolenza e i consultori di maggiori risorse economiche e professionali, realizzare la cabina di regia tra tutti gli operatori del settore prevista dalla legge regionale 14 del 2020 ma mai attivata, rendere maggiormente operativi il forum permanente e l'osservatorio regionale sulla violenza di genere e soprattutto agire a livello culturale. Sono queste alcune delle proposte operative venute fuori oggi all'Ars dall'incontro studio Facciamo Quadrato sulla violenza di genere, che ha messo attorno ad un tavolo politici, associazioni che operano nel sociale, avvocati, psicologi, rappresentanti delle forze dell'ordine. Sono molto soddisfatta perché è stato un incontro studio sul tema, alla presenza di psicologi, avvocati, psicoterapeuti, ma anche delle forze dell'ordine e soprattutto dei centri antiviolenza, che sono le cellule, le prime cellule che stanno in contatto con chi subisce da anni violenza e maltrattamenti. Un incontro proficuo in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma sabato. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato la condanna all'ergastolo per Margareta Buffa, 34 anni, originaria della Romania, processata per concorso nell'omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena, uccisa con 12 coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17 marzo del 2019 nell'entroterra di Marsala. Si tratta del processo d'appello bis. Stamane i giudici avevano rigettato la richiesta della difesa di acquisire al processo una lettera inviata dal carcere da Carmelo Bonetta, reo confesso dell'omicidio, nella quale l'uomo scagionerebbe Buffa dopo averla in precedenza accusata di avere concorso nell'omicidio.
A Belpasso WeBuild firma con la regione siciliana un accordo per promuovere occupazione e formazione professionale. Intanto è stata inaugurata appunto la prima fabbrica robotizzata di conci al servizio dell'alta capacità ferroviaria tra Palermo, Catania e Messina. La seconda sorgerà ad Enna, un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro che impiegherà oltre 200 nuovi posti di lavoro. Il servizio. Quelli che vedete si chiamano conci, sono delle sezioni di cemento realizzate ad anello utilizzati per i rivestimenti delle nuove gallerie di autostrade e ferrovie, oltre 300 km in Sicilia. Nella Roboplant, lo stabilimento interamente robotizzato di Belpasso, inaugurato oggi, frutto della collaborazione tra WeBuild e Politecnico di Milano, se ne produrranno una ogni 4 minuti, contro gli attuali 10 minuti delle altre fabbriche, aumentando la produttività del 250% e soprattutto evitando rischi per i lavoratori della fabbrica. La seconda Roboplant in costruzione sarà realizzata ad Enna per un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Ma non basta, perché per il rilancio infrastrutturale della Sicilia serve investire nella formazione della nuova generazione di costruttori del futuro. L'inaugurazione della Roboplant di Belpasso è l'occasione per lanciare il progetto Cantiere Lavoro Italia, programma di WeBuild nel sud Italia per creare oltre 10.000 posti di lavoro nei cantieri aperti nel mezzogiorno del nostro paese. L'evento ha coinciso con la firma del protocollo d'intesa per la formazione e l'impiego tra il gruppo e la regione siciliana. La regione farà la sua parte nel mettere a disposizione gli immobili e quello che sarà necessario in un patto naturalmente di reciproco sostegno. Io credo che l'azienda attualmente abbia in Sicilia 1.000 unità, ma conta di arrivare addirittura nel triennio a 7.000 unità. Per cui l'intesa c'è, sono molto contento di questo, perché faremo in modo che i nostri giovani abbiano la possibilità di seguire questi corsi per acquisire quella specificità che manca, che spesso le imprese dicono: Presidente, ci mancano i dipendenti, mancano l'elemento specializzato e quindi siamo costretti a rallentare i lavori o a prendere manodopera che viene da fuori. WeBuild sta realizzando in Sicilia 7 tratte della direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina e l'asse autostradale Ragusa-Catania. E a Belpasso, per il lancio dei nuovi investimenti in Sicilia, c'era anche Pietro Salini, l'amministratore delegato della WeBuild, della multinazionale incaricata della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. L'intervista. Quando si dice che la Sicilia è indolente, non vuole fare, non è vero, mancata di occasioni. Bisogna essere, il nostro ruolo, il mio ruolo di imprenditore, il mio ruolo di capo azienda, è quello del nostro piccolo, riuscire a dare occasioni ai ragazzi, riuscire a dare occasioni di lavoro, non solo ai ragazzi ma anche a tutti quegli uomini e quelle donne che lavorano con noi in giro per il mondo e che non vedono l'ora di tornare a casa per poter lavorare. Ogni volta che vediamo WeBuild si pensa, noi almeno siciliani pensiamo subito al ponte sullo stretto. 2024 è una data diciamo simbolo, riuscirete insomma, ad aprire questo cantiere? Ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo insieme con il Ministero, insieme con RFI e con ANAS, quindi stiamo combattendo tutti insieme per ottenere questo grande successo, che non è solo unire la Sicilia con il resto d'Italia, è unire la Sicilia con l'Europa, ma soprattutto far sì che ci sia qui la possibilità di fare una grande infrastruttura che tutto il mondo ci invidia, far vedere che l'Italia non è solamente mandolino e spaghetti, ma è anche grandissima tecnologia, capacità di fare, grandi aziende che lavorano, piccole aziende che lavorano, decine di migliaia di persone che possono partecipare a questo e far vedere che siamo capaci, con la nostra sapienza, con la nostra capacità di ingegneri, di fare delle opere che nel resto del mondo si sognano. Adesso una drammatica e inedita testimonianza sull'assassinio da parte dei mafiosi della Stidda del giudice Rosario Livatino. A 33 anni da quell'agguato mortale sulla strada provinciale di Agrigento, ai nostri microfoni parlano i due poliziotti adesso in pensione che per primi hanno trovato il corpo del giudice crivellato dai colpi di arma da fuoco. Davide Sarto.
Loro sono Mario Scalavino e Corrado Burgaretta ed erano gli agenti della squadra volanti di Agrigento che per primi sono arrivati in Contrada Gasena sulla strada statale 640, lo scorrimento veloce che collega Agrigento con Caltanissetta, nel luogo esatto dove la mattina del 21 settembre del 1990 un comando di killer della mafia uccideva brutalmente il giudice Rosario Livatino. I due poliziotti, da poco in pensione a distanza di 33 anni, sono ritornati per la prima volta in quel maledetto posto che umanamente e professionalmente li ha segnati parecchio. I ricordi di quella giornata sono terribilmente vivi nei loro pensieri. Arrivammo subito sul posto, trovammo la macchina crivellata, ma nessuna presenza del giudice Livatino. Al che il collega iniziò a scavalcare il guardrail e iniziò a trovare la prima scarpa. Dopo, dato che non vedevo niente, non vedevo, ho visto un grosso masso che ancora si vede, è quello là sotto. Mi sono messo sopra il masso e a pochi metri dal masso c'era il corpo del giudice Livatino. Proprio era crivellato di colpi, pieno di sangue, posizione fetale. Quel giorno ricordiamo pure il giudice Falcone, il giudice Borsellino, il maresciallo Guazzelli. Quindi poi la mente... Poi con gli avvenimenti che sono successi dopo è stato brutto. 37 anni di polizia, con il collega abbiamo fatto parecchi tipi di interventi per omicidio, ma questo è stato quello più brutto e quello che ancora dopo 33 anni mi rimane. I due ex poliziotti ricordano di aver coperto con un lenzuolo il corpo di Livatino e di averlo vegliato in attesa dell'arrivo dei colleghi delle altre forze dell'ordine e dei magistrati, alcuni dei quali sarebbero stati poi uccisi dalla mafia. 15 vigilantes in alcune aree di sosta e un sistema di videosorveglianza per affrontare il problema di sicurezza a bordo degli autobus. Sono le misure decise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Catania dopo le recenti aggressioni agli autisti degli autobus. Importante, ha spiegato il presidente MTS Giacomo Bellavia, un collegamento tra la nostra centrale e quella delle forze dell'ordine. Si cercherà anche di potenziare l'illuminazione pubblica. E scattano le prime denunce penali con il sequestro del mezzo da parte della Polizia Municipale di Catania nei confronti dei cittadini che abbandonano sistematicamente e illecitamente i rifiuti sul suolo pubblico. 7 utenti denunciati, i trasgressori adesso rischiano un'ammenda penale da 1.000 a 10.000 euro e la confisca del veicolo utilizzato. Ci spostiamo nel Ragusano, dai campi profughi del Libano a Comiso attraverso i corridoi umanitari. Questa è la storia di una famiglia siriana accolta grazie al progetto nazionale Operazione Colomba. Il servizio di Laura Curella. La fuga dalla Siria dai campi profughi del Libano fino a Comiso attraverso i corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio. Khaled racconta di anni di tortura e prigionia, ma anche del nuovo inizio. Quando sono partiti loro dal 2011, quando è scoppiata la rivolta, la sua famiglia ha potuto passare dalla Siria in Libano, fortunatamente, ma lui in un posto di blocco l'hanno preso e deve fare o militare forzatamente, quindi lo deve coinvolgere nella guerra civile, oppure deve finire in carcere. È finito in carcere per 9 anni. Per non parlare della situazione del carcere, tragica. Lui è riuscito, a uscire pagando molti avvocati. Per 9 anni la moglie Atral lo ha atteso e insieme sono arrivati in Italia. La prima cosa desideriamo, la sicurezza, per la sicurezza. Soprattutto per i nostri figli, perché sia in Libano che in Siria non c'è nessuna prospettiva di futuro sicuro per loro, quindi eravamo preoccupati
per loro che non hanno un futuro chiaro. Ad accogliere la giovane famiglia siriana i responsabili locali del progetto nazionale Operazione Colomba. Comiso sta rispondendo rispetto a questa accoglienza che nasce dal basso ed è sostenuta dal basso, e quindi il desiderio che questo sostegno continui nel tempo, perché altrimenti sarà un'iniziativa che non potrà dare la giusta testimonianza al significato di pace che è la presenza della famiglia qua a Comiso. Khaled e Atlal hanno deciso, vogliono rimanere in Italia. La Siria resterà per sempre la loro patria, ma il loro futuro è qui, insieme ai 2 figli. E allora, buona fortuna a questa famiglia. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, parliamo del Catania. Domenica sarà di fronte al Giuliano, una delle squadre più in forma del momento, capace di bloccare il Benevento e di sconfiggere l'Avellino, 2 squadre di altissima classifica, ma con Lucarelli gli etnei sembrano aver riacquistato sicurezza. Ci racconta tutto Marco Carli. A Giuliano ancora con la difesa a 4. Appare questa l'intenzione di Cristiano Lucarelli in vista di una sfida difficile contro una delle squadre più in forma del momento nel girone C della Serie C. Ma il Catania arriva alla partita dello stadio De Cristofaro, domenica alle 16:15, con sensazioni diverse. Merito senza dubbio del gol al 97esimo segnato da Bois, che ha trasformato un finale difficile in un trionfo da godere con i tifosi. A proposito, a Giuliano ci sarà un bel seguito di supporter rossazzurri. Lucarelli indubbiamente sta facendo vedere quello che si conosceva, cioè le qualità di trascinatore e di motivatore del gruppo, ma anche di essere cresciuto come allenatore, dimostrando flessibilità. Il 4-2-3-1 iniziale con la Turris ha dato maggior peso all'attacco e il Catania nel primo tempo ha creato tanto. Certo, di cose da sistemare ce ne sono ancora, il calo atletico nella ripresa, alcune amnesie difensive fra le altre, ma il lavoro è appena cominciato e il tecnico conta di vedere altri progressi a Giuliano, dove appunto dovremmo vedere ancora la difesa a 4. Intanto operazione riuscita in artroscopia al ginocchio per Rizzo, assente ovviamente il centrocampista, così come la Dinetti. Gli avversari: il 4-3-3 di Bertotto sta dando i suoi frutti, basta guardare gli ultimi risultati del Giuliano con 2 big del campionato, 2-2 a Benevento e vittoria per 3-1 in casa dell'Avellino, 10 punti nelle ultime 4, merito anche dell'esplosione di giovani del calibro di Ciufferri e Ovisiak. Non sarà facile certo, ma il Catania ha voglia di continuare la corsa appena cominciata con il nuovo allenatore. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, domani mattina l'appuntamento con Buongiorno Sicilia, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e ringraziarvi per averci seguito.